Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Siamo al nono appuntamento per la definizione della nuova agenda digitale del Veneto 2025. Siamo partiti il 20 settembre scorso da Rovigo affrontando il tema beni culturali e digitale e oggi siamo qui a San Donà a parlare del ruolo del digitale nella pubblica amministrazione. Una serie di tappi intermedi e fondamentali ci hanno poi portato a Vicenza, a Verona, a Padova, a Bassano, a Treviso, a Conegliano e oggi chiudiamo qui questo percorso, questa breve ma intensa attività di ascolto e partecipazione, focalizzandosi su un tema veramente cruciale, come in qualche modo lo sottolinea anche il nuovo PNRR, cioè il ruolo digitale per ammodernare e rendere la pubblica amministrazione più efficiente, per portarla più vicina ai cittadini. Passo subito, siamo a San Donà presso il VOID, il Veneto Orientale Innovation District, un altro Innovation Lab finanziato dalla Regione Veneto, quindi passo la parola al sindaco di San Donà, Andrea Cereser, che ci racconta un po' del progetto e di che cosa stanno facendo sul tema del digitale. Buongiorno a tutti, benvenuti a San Donà sia per chi è fisicamente, quindi saluto l'assessore Calzavara e il responsabile della struttura della Regione Veneto che si occupa di agenda digitale, nonché chi ci segue da remoto, inclusi anche gli ospiti. Stiamo di fatto anticipando quella che è una delle missioni importanti del PNRR rispetto alla rivoluzione digitale e quindi ringraziamo la Regione per la disponibilità a fornire degli strumenti ad uso delle amministrazioni locali ma anche delle imprese per accogliere e vincere questa sfida, che ha a che fare con le infrastrutture, quindi con il tema di consentire una banda larga di accesso alle strutture private e a quelle pubbliche, che tra un po' lascerà anche lo spazio a tutto il tema della rete 5G. Stiamo parlando di servizi innovativi che facilitano la vita alle persone, alle famiglie e alle imprese. E quindi anche in questo percorso con Veneto Orientale Innovation District, questo accompagnamento che sta facendo anche sul tema culturale, che è importante tanto quanto le infrastrutture, nel senso che ok la fibra, però poi ci vuole la predisposizione delle persone e anche dei dipendenti della pubblica amministrazione a utilizzarle come strumento per migliorare qualità della vita e qualità del lavoro. Veniamo da mesi in cui abbiamo sperimentato in maniera direi anche abbastanza grezza i temi del lavoro a distanza. Deve diventare lavoro agile e quindi consentire in maniera intelligente di poter impiegare le strutture informatiche e di hardware per anche aumentare l'efficacia e l'efficienza e la produttività del nostro lavoro, svincolandoci da temi di presenza fisica e utilizzando software anche di intelligenza artificiale per migliorare le città, dal punto di vista della sicurezza, ad esempio, con la possibilità di accedere ai servizi del comune anche stando a casa, ad esempio, e migliorando anche i temi legati al trasporto e quindi al trasferimento delle persone, di idee e di imprese. Quindi quello che noi auspichiamo è che a questo progetto, che sta ormai entrando nella fase matura, ci possa essere la continuità dovuta grazie ai prossimi investimenti, sia del PORFESR, quindi della programmazione che coinvolgerà la Regione, sia anche del PNRR. Quindi ripeto l'obiettivo: migliorare la qualità dei servizi e della vita di persone, cittadini e imprese. Sarà un lavoro di squadra che coinvolgerà a diversi livelli gli enti, ma che dovrà coinvolgere anche i cittadini in questa trasformazione che è innanzitutto culturale. Buon lavoro, grazie ancora della disponibilità e buona giornata. Grazie al sindaco Cereser. Quindi passo la parola all'assessore Francesco Calzavara, assessore all'agenda digitale della Regione Veneto, che ha fatto tutte queste 9 tappe, un tour impegnativo, ma che cosa è emerso da questo tour? Sì, come diceva Forrest Gump, sono un po' stanchino dopo. Buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto al sindaco di San Donà di Piave che ci ospita oggi, che ci permette di conoscere questo ultimo luogo. 9 luoghi di innovazione che abbiamo visitato nel corso di questi 2 mesi. Siamo partiti da Rovigo e oggi terminiamo qui a San Donà. Un grazie anche ai 2 ospiti che sono qui con noi questa mattina, il dottor Cervini della Commissione Europea, Project Leader per la Direzione Generale dell'Informatica,
e il dottor Minenna, che è il capo di Dipartimento per la trasformazione digitale, al quale dedicherò qualche parola in più, visto l'incontro che abbiamo fatto l'altra mattina in conferenza Stato-Regione. Per noi sono stati 2 mesi importanti, abbiamo visitato intanto questi luoghi, conoscendo realtà diverse del Veneto, ognuna l'ha interpretata secondo anche le proprie sensibilità e le esigenze che questi territori hanno. Abbiamo visto un recupero anche di carattere urbanistico e architettonico di una scuola a Rovigo, improntando molto di più questo Innovation Lab sui temi culturali. Abbiamo visto la città di Vicenza inserire il proprio Innovation Lab all'interno della CNA e quindi un innovation già applicato all'impresa, cercando di essere vicini ai cittadini, soprattutto sui temi dell'innovazione all'interno dell'industria e dell'impresa e dell'artigianato. Quindi 2 modi diversi che poi nel corso di questi 9 incontri li abbiamo visti ulteriormente sviluppati, ad esempio l'ultimo che abbiamo fatto credo a Bassano, a Cassola, dove è già molto spinto verso le app, verso il co-working, verso la capacità di creare dei luoghi dove l'interazione tra più persone porta un arricchimento personale e fanno crescere delle idee che inevitabilmente poi hanno la forza di essere realizzate anche attraverso gli investimenti che verranno fatti nel corso dei prossimi mesi. Questi 9 incontri sono stati anche l'occasione per incontrare virtualmente moltissime persone, più di 700 persone si sono collegate e hanno partecipato ai tavoli che seguono poi questa prima introduzione, che poi sono la vera ricchezza di questi 9 incontri, perché noi lo abbiamo fatto sì per fare questo giro per il Veneto, ma l'abbiamo fatto soprattutto perché stiamo costruendo l'agenda digitale 2025 del Veneto. Un'agenda che necessariamente, l'abbiamo detto all'inizio di questo percorso, deve nascere dal basso, deve nascere da un confronto tra quella che può essere una regia su scala regionale, ma deve partire dai bisogni del territorio, da quello che i nostri comuni, i nostri rappresentanti sul territorio hanno capacità di trasmettere a una regione, che poi deve riuscire a far propri questi bisogni e trasformarli in un progetto su scala regionale. Ma solo brevemente mi lego perché poi credo che il dottor Minenna ce ne parlerà. Quello che abbiamo sentito nel corso di questi 9 incontri è l'esigenza da parte delle amministrazioni locali, da chi ha coordinato questo Innovation Lab, di avere una regione che sia capace di essere aggregatrice di progetti e di riuscire poi a trasformarli in una visione di carattere regionale. L'impostazione che abbiamo sentito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che di fatto bypassa, almeno in questa prima fase, le regioni, è qualcosa che ci sorprende. Questa idea di un rapporto diretto tra il Ministero e i comuni rischia, secondo noi, di non raggiungere quell'obiettivo, che è quello di una crescita di competenze digitali, di cultura digitale, non in un medio-grande comune come può essere San Donà, ma portare queste competenze anche a Laghi. Laghi è il più piccolo comune della regione del Veneto, ha 100 abitanti. Ecco, se noi pensiamo che Laghi possa crescere dal punto di vista digitale dei suoi cittadini attraverso i bonus che riceverà attraverso il PNR e che poi forse andrà a posizionare da qualche parte, riteniamo che non sia, almeno per noi, vista anche, come dire, il know-how che una regione come il Veneto ha da questo punto di vista, sia la strada meglio per spendere bene e in tempo i soldi del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza. Oggi c'è questa curiosa coincidenza, non lo sapevamo, quindi l'ho scoperto questa mattina, che oggi parliamo di innovazione nella pubblica amministrazione e oggi è il primo giorno che possiamo scaricare 14 certificati direttamente dalla pubblica amministrazione attraverso uno SPID o comunque un'identità digitale, e credo che sia quello che poi ci chiede il cittadino quando parliamo di digitalizzazione, che almeno per il cittadino vuol dire semplificazione, quindi cercare di riuscire attraverso un'identità digitale di avere tutta una serie di servizi che faranno sì che queste persone frequenteranno meno
gli uffici comunali, e potranno avere tutta una serie di documentazione che gli permetterà di avere immediatamente quello che gli serve, e speriamo in futuro possa avere, su questo ci stiamo lavorando anche attraverso la creazione di piattaforme abilitanti, anche per le imprese sempre più la capacità di avere delle risposte direttamente da piattaforme, da strumenti digitali che le amministrazioni comunali devono mettere a disposizione. Stiamo costruendo questa agenda digitale 2025, credo di averlo detto all'inizio o in uno degli incontri dove parliamo di qualcosa di contemporaneo, ma non sappiamo cosa succederà da qui a qualche anno. Abbiamo iniziato questa agenda digitale, c'era Facebook, e la concludiamo, c'è Metaverso. Questa è la dimostrazione che dobbiamo costruire un'agenda digitale che deve essere soprattutto contemporanea, e deve avere una visione che non può essere quella 2050 o 2040, perché nessuno saprà cosa succederà tra qualche anno, e quindi deve avere una visione, come ci siamo detti, quella del 2025, tale da comunque traguardare quelli che possono essere alcuni strumenti piuttosto che alcune innovazioni che speriamo soprattutto il Veneto abbia dal punto di vista infrastrutturale, perché diceva bene il sindaco di San Donà, se noi non abbiamo connessione possiamo creare qualsiasi piattaforma abilitante, la più bella app del mondo, ma se poi la gente non riesce a connettersi si rischia di aver creato qualcosa di poco usabile e praticabile. Però su questo ci stiamo lavorando insieme a quella che speriamo possano essere i fondi del PNR. C'è la programmazione regionale 21-27 che anche in questo caso riteniamo debba svilupparsi su alcuni grandi temi: le infrastrutture digitali, i servizi digitali integrati, la gestione dei dati, le competenze digitali, e speriamo anche delle risorse adeguate per far sì che anche il Veneto possa dotarsi di quella capacità di calcolo attraverso un supercomputer che permetta a una regione come il Veneto di non andare a pietire in giro per l'Italia un appuntamento per avere uno spazio per dedicare a un calcolo complesso. Queste sono un po' le cose che ci piacerebbe scrivere e poi portare avanti nel corso di questi 5 anni di legislatura, ringraziando tutti quelli che nel corso di questi mesi ci hanno seguito, che ci hanno dato le loro idee. Adesso il nostro compito è far sintesi di tutte queste idee e trasformarlo in un documento che possa essere presentato al Consiglio regionale e possa avere da questo punto di vista un avallo politico per creare le migliori condizioni di un Veneto sempre più attento ai temi del digitale, che inevitabilmente vuol dire una crescita dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie all'assessore Calzavara che ha riassunto in modo molto preciso i temi emersi da questo roadshow faticoso ma estremamente interessante, in cui ovviamente la collaborazione multiistituzionale è stata un punto fondamentale ed è emersa come aspetto cruciale per raggiungere i risultati. Oggi noi abbiamo l'occasione di mettere assieme un po' tutti i diversi livelli istituzionali. Partiamo dalla Commissione europea e ringrazio quindi ancora della sua partecipazione Enzo Maria Lefebvre Cervini, che ci racconterà, che è collegato con noi via Zoom, ci racconterà quali sono le attuali politiche strategiche sul digitale della Commissione europea. In particolare sappiamo che c'è un Digital Compass 2030, quindi con un orizzonte abbastanza in là con gli anni. A te Enzo. Grazie mille Luca De Pietro, e grazie sia al sindaco di San Donà che all'assessore Calzavara, perché hanno introdotto il tema in maniera egregia, e se posso condividerei con voi una breve presentazione per darvi un po' il quadro sintetico di quello che è appunto, come introduceva Luca, il percorso che la Commissione europea ha deciso di intraprendere per un decennio digitale, soprattutto in accompagnamento a quelle che sono le sfide delle pubbliche amministrazioni. Per me oggi è un piacere essere qui con voi, anche perché sono in commissione, ma vengo dal quadro sistemico, diciamo, della digitalizzazione italiana. Prima di entrare in commissione lavoravo in Agid, quindi seguivo quotidianamente il lavoro delle pubbliche amministrazioni locali,
come diceva Luca, abbiamo come Commissione europea dato uno strumento, ci siamo forniti uno strumento per poi aiutare le pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali attraverso una bussola digitale che prevede 4 assi fondamentali. L'asse delle competenze, dove lo sforzo della Commissione europea è quello di formare attraverso appunto lo sforzo nazionale delle specializzazioni sempre più importanti, perché è qui che soprattutto in Italia, lo vedremo fra pochissimo con la pubblicazione che venerdì c'è stata del DESI, che dà un po' il quadro dell'arte rispetto a quella che è la situazione in Italia. La base delle infrastrutture, sempre l'assessore ricordava l'importanza per esempio dei supercalcolatori e soprattutto quella che sarà l'evoluzione della connettività. Noi cerchiamo di darci come obiettivo il 2030 per avere un quadro a 10 anni, perché pensiamo che sia utile come quadro sistemico per aiutare poi l'avanzamento dei piani di digitalizzazione sia nazionali che regionali, soprattutto in vista di quella che è l'attuazione reale del recovery plan. Sulle imprese c'è tanto da fare, il 75% delle imprese pensiamo che debba utilizzare cloud, intelligenza artificiale e dati entro il 2030, ma soprattutto cercare di utilizzare sia i servizi digitali che l'infrastruttura digitale per sostenere quelle piccole e medie imprese che oggi sono il tessuto economico più rilevante soprattutto nel quadro, nella struttura paese italiana. Dobbiamo aiutarle attraverso servizi che possano rendere semplice la loro digitalizzazione e soprattutto con incentivi che permettano loro di capire qual è lo sbarco nell'industria 4.0. E per quanto riguarda poi il quarto asse, che oggi è l'occhio, diciamo, di questa riunione, sono i servizi pubblici. L'Italia sta avanzando tantissimo in questo. Come già anticipava l'assessore, oggi l'Italia si fornisce di un quadro molto interessante e molto importante per l'accesso ai servizi pubblici e alla certificazione digitale. Dobbiamo però riuscire ad avere il 100% dei servizi online, e soprattutto la grande sfida nel quadro italiano, perché me ne sono occupato in prima persona anche quando stavo in Agid, e che riguarda moltissimo il quadro regionale, è la sanità. La sanità è uno degli assi che oggi, soprattutto nel quadro del Covid, ci ha dato idea di quella che è veramente la struttura da armonizzare, da costruire un'interoperabilità non solo nazionale ma soprattutto europea, che deve portare il cittadino a poter accedere alla propria cartella clinica elettronica sempre e ovunque. E poi l'avanzamento sull'identità digitale. Oggi l'Italia dal 2016 ad oggi ha fatto dei passi da giganti, soprattutto l'anno pandemico, tra virgolette, ha portato di buono che l'accelerazione di SPID è veramente ha determinato un grande cambiamento rispetto a questo quadro. Ovviamente gli obiettivi per il decennio digitale da raggiungere entro il 2030
partono da dove siamo a dove vogliamo arrivare. Sulle competenze digitali nella media europea siamo al 56%, dobbiamo arrivare all'80%, l'Italia è molto più indietro rispetto a questo e quindi serve sostenere tantissimo le competenze digitali di base, soprattutto nel quadro della pubblica amministrazione. Ricordo sempre che io chiamo spesso i funzionari pubblici italiani degli eroi. Perché? Perché molti di loro sono entrati nella pubblica amministrazione con il Telex e alcuni di loro hanno dovuto fare tutto il percorso, diciamo, di formazione in maniera abbastanza solitaria, e quindi questo deve essere forse motivo per far sì che l'agenda digitale regionale piuttosto che quella nazionale rafforzi tantissimo il quadro di vaste campagne di formazione digitale e non solo per i cittadini, ma soprattutto per coloro che devono poi assicurare i servizi pubblici ai cittadini. Sulla copertura delle reti, anche qui l'Italia e l'Europa devono fare un balzo in avanti molto importante. La copertura 5G siamo indietrissimo rispetto a quelli che sono gli obiettivi, ma ovviamente il boost economico portato sia dal Piano Nazionale di Resilienza e porta avanti un processo importante di capacità e soprattutto economico che ci assicurerà di entrare in questa nuova fase. L'accesso online ai principali servizi pubblici è un target da ottenere, l'Italia è molto avanzata in questo e poi abbiamo un principale programma di lavoro per il programma Europa Digitale che includerà molti investimenti, dalla diffusione di spazi dei dati comuni, quindi la creazione soprattutto di data lake e la costruzione di un meccanismo di interoperabilità sempre più vasto che è la spina dorsale delle soluzioni digitali che garantiscono soprattutto dati e la condivisione di dati in forma sicura, e quindi anche tantissima attenzione a quello che è il progetto di cyber security. Non solo abbiamo a livello legislativo, ma anche a livello operativo, a livello di Commissione europea, permesso un avanzamento importante in questo segmento. Abbiamo una nuova agenzia che si occuperà di fornire assistenza anche alle agenzie nazionali di cyber security. Dobbiamo sempre tenere in mente che più servizi digitali mettiamo in linea, più dobbiamo stare attenti a come li rendiamo sicuri e come rendiamo sicure le applicazioni che portano poi i servizi digitali. E poi, come ben diceva l'assessore, l'implementazione di un'infrastruttura di comunicazione che sia tanto sul quantum computing sia sui supercomputer, che permetteranno poi alle pubbliche amministrazioni locali di costruire un percorso di avanzamento soprattutto nell'integrazione di tecnologie sempre più avanzate come per esempio l'intelligenza artificiale, l'uso per esempio dei chatbot che potranno facilitare la rapida esecuzione di domande da parte del cittadino verso la pubblica amministrazione, anche in orari dove la pubblica amministrazione magari non è super attiva, ma avere appunto un servizio pubblico H24. E poi l'istituzione, l'operatività e la manutenzione dei servizi digitali a supporto dell'interoperabilità transfrontaliera, che rimane uno dei
dei più importanti fattori per garantire soprattutto un mercato economico unico europeo a livello digitale. Per il programma Europa Digitale abbiamo importanti investimenti. Abbiamo un miliardo, quasi 1,5 miliardi di euro che garantirà un boost a quelle che sono le proiezioni di intelligenza artificiale, di cloud e di competenze digitali avanzate e l'uso della tecnologia digitale nell'economia e della società. E poi 269 milioni di euro per la cyber security fino al 2022 e 329 milioni di euro fino al 2023 per il funzionamento della rete degli European Digital Innovation Hubs che, ricordo, sono qualcosa di estremamente importante da realizzare, dove spero veramente che il Veneto stesso sia all'avanguardia in questo segmento, perché i Digital Innovation Hubs saranno la struttura portante per l'innovazione anche a livello microlocale e quindi l'apertura a un quadro di non solo di smart cities ma soprattutto di smart community. Per fare tutto questo abbiamo a disposizione anche il CEF2 Digital, che è l'evoluzione del Connecting Europe Facility, che appunto porterà direi all'investimento importante sui corridoi 5G transfrontalieri, alla costruzione di reti dorsali di importanza strategica e soprattutto a progetti di sinergia tra infrastrutture digitali di trasporto ed energia che oggigiorno diventa sempre più importante. Un breve diciamo zoom sul DESI che è uscito venerdì scorso. L'Italia si posiziona 20ª nella misura globale, diciamo, rispetto all'andamento europeo, però è ancora qualche passo indietro rispetto alla media europea e soprattutto se andiamo ad analizzarlo in maniera più importante, quello che dove siamo molto indietro è sul capitale umano e sulla connettività. Abbiamo un boost sicuramente molto importante, soprattutto grazie a quello che è stato il lavoro importante del MID e di Agid, ma così come di tutta la struttura sia centrale che regionale di supporto all'integrazione delle tecnologie digitali, dove l'Italia è 10ª a livello europeo e anche si difende molto bene nei servizi pubblici digitali, ma questi servizi pubblici digitali richiedono una capacità da parte del cittadino di saperli utilizzare e anche da parte delle imprese di saperli sfruttare. E qui appunto capitale umano e connettività richiedono importanti riforme e investimenti che possano contribuire alla digitalizzazione in maniera molto più sistematica. Un focus su quello che è l'uso dell'intelligenza artificiale a livello di struttura. Dobbiamo sempre tenere conto di quella che è l'importanza di quello che veniva chiamato sicuramente il dottor Minella mi ucciderà per questo, ma il panettone della visione dei servizi pubblici e della struttura dei servizi pubblici digitali in Italia, dove se non abbiamo una forte infrastruttura, se non abbiamo una base dati importante, un piano di interoperabilità che funziona, dobbiamo appunto tenere da conto che senza avere dei dati che possano realmente essere utilizzati, l'infrastruttura usata dalle tecnologie emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale, avrà molta difficoltà ad avere un reale utilizzo, soprattutto nei servizi di automazione più complessi a livello
a livello di servizi pubblici. In questo ci viene sicuramente incontro a livello europeo la nuova proposta di regolamento sull'uso dell'intelligenza artificiale che oggi è in piena revisione da parte del Parlamento europeo e che migliorerà sicuramente quella che è la struttura del regolamento, che ovviamente si combina ad altre strategie molto importanti, la strategia dati e le strategie per l'internet che sono portate avanti da una serie diciamo molto più complessa di regolamenti e strategie. E poi non ultimo, soprattutto per quello che è la relazione con le imprese, tutta la parte relativa alla regolamentazione dell'uso della robotica e delle macchine all'interno della pubblica amministrazione e delle imprese, che sicuramente avrà e genererà un boost importante nel processo di digitalizzazione e direi nell'integrazione tra pubblica amministrazione e imprese, che è il motore fondante, diciamo, della nostra economia del futuro. Con questo direi io ho cercato di dare un quadro sistemico di quello che la Commissione europea sta ponendo in essere e rimango, diciamo, qui con voi per ulteriori domande se ce ne saranno. Grazie mille. Chiaro sia dal punto di vista degli obiettivi a medio e lungo termine 2030, sia soprattutto i tuoi focus sull'intelligenza artificiale, sul panettone, su quell'icona complessiva che dovrebbe rappresentare un po' la strategia completa della Commissione europea. È stato chiamato in causa più volte, quindi ringrazio per la sua partecipazione già Mauro Minena, che ha sottratto del tempo anche lui a una giornata intensa, però so che ci teneva ad essere qui, che ci racconta invece l'attuale strategia di questo governo, che ha approvato un piano Italia Digitale 2026 ed ha tra le sue attività fondamentali anche il compito di, uso un termine magari diretto, mettere a terra il PNRR. Mauro, a te la parola. Grazie, vedo che Enzo però aveva forse una precisazione da fare sul tema del panettone, non so se volevi ancora aggiungere qualcosa. Grazie Mauro, solamente dirvi che per quanto noi lo bistrattiamo come visualizzazione, ad oggi il panettone rimane lo schema visivo più utilizzato e più compreso a livello europeo, quindi cerchiamo anche di valorizzare quello che siamo riusciti a costruire visualmente a livello italiano. Hai perfettamente ragione, dobbiamo soltanto cambiargli nome, sino dal punto di vista comunicativo. È vero che ci avviciniamo a Natale, però il panettone a Natale non fa una buona fine. A te Mauro. Se per una volta riuscissimo a consumarlo il panettone anziché parlarne soltanto, sarebbe già tanta roba. Allora, intanto ringrazio dell'invito, che è assolutamente gradito, perché è chiaro che in questa fase stiamo affrontando prima di tutto un problema di comunicazione, perché è chiaro che siamo nella disponibilità di risorse ingenti, e queste risorse ingenti possono poi anche generare anzi generano sicuramente il problema di comunicare, di rendere molto chiaro il processo con il quale questi fondi verranno utilizzati. Fammi però prima di tutto richiamare un paio di questioni. Innanzitutto sì, grazie veramente dell'invito, sono veramente felice di poter passare un po' di tempo con voi, poi da capire se riesco a passarlo un po' come Daniele nella Fossa dei Leoni, oppure riuscendo a raccontare la strategia. Qui intanto saluto l'assessore Calzavara, con il quale abbiamo avuto occasione di scambiare qualche idea in nell'incontro a cui lui faceva riferimento, e qui mi sento prima di tutto in dovere di ribadire una cosa, e cioè le regioni dovranno avere un ruolo fondamentale nella realizzazione del PNRR, perché riteniamo assolutamente che le regioni che presentano ovviamente una diversità in territori diversi. Qui la questione è che ci sono regioni con in-house molto solide, regioni con competenze informatiche molto spiccate, regioni magari meno forti da questo punto di vista, e quindi non può
non possiamo immaginare una ricetta unica per affrontare il tema delle risorse di piano. Un'altra cosa che sento di poter dire, che è assolutamente corretto, un altro punto, cioè il PNRR fa parte di una visione più ampia che è anche quella dei fondi europei che adesso cominciamo a progettare, a programmare per il periodo nuovo. Quindi la pianificazione del PNRR si parla e si deve parlare con la pianificazione del nuovo ciclo dei fondi europei. Ed è altrettanto chiaro, e mi sembra opportuno richiamarlo, qui Enzo l'ha detto molto bene, che se non facciamo un profondo lavoro sul capitale umano e quindi sul acquisire quella cultura sia nella pubblica amministrazione sia presso i cittadini per accedere al digitale, rischiamo che qualunque investimento sia un investimento sterile. Fammi dire, per aggiungere su questo un ulteriore elemento, oggi festeggio anch'io per primo i certificati, anzi, come dire, il mio dipartimento è stato una parte importante del percorso che ha portato prima a costruire NPR, poi a metterlo a disposizione dei cittadini. Immagino un futuro prossimo nel quale quei certificati non servano proprio più, cioè nel quale, utilizzando l'interoperabilità, che è una parte importante dell'azione del PNRR, si possa far sì che un cittadino non debba fornire n volte quelle informazioni che sono informazioni che già l'amministrazione ha. E questo fa sicuramente parte dell'azione complessiva. Allora, entrando un pochino nel discorso, proverò a parlare soltanto una decina di minuti per poter poi lasciare dello spazio se ci sarà delle domande. Intanto provo a condividere una piccola anteprima, che è quella del portale che rilasceremo nei prossimi giorni, proprio, spero che lo vediate, proprio per condividere quella che noi chiamiamo PA Digitale 2026, cioè nel contesto dell'azione complessiva del Dipartimento, quelle che sono le iniziative del PNRR. Questo portale è un portale che avrà 3 fasi di attuazione. La prima è questa del far conoscere le misure, quindi raccontare quello che sta succedendo nel PNRR. Una seconda fase che arriverà nella primavera, quella da pubblicazione degli avvisi. Qui rispondo a 2 domande che ho visto girare in chat. Ci saranno avvisi e misure che riguarderanno le pubbliche amministrazioni locali, avvisi e misure che riguarderanno le pubbliche amministrazioni centrali, e per quello che riguarda le pubbliche amministrazioni locali siamo al lavoro proprio con le regioni, e quindi adesso è la fase nella quale vogliamo aprire un'interlocuzione, perché non mi ritrovo completamente in quello che l'assessore ha detto, però evidentemente è una mia responsabilità se non sono stato in grado di spiegarlo compiutamente. È vero che i fondi per una buona parte arriveranno direttamente sulle amministrazioni locali, diciamo all'ultimo miglio, ma dobbiamo favorire tutte le logiche di aggregazione possibili. Cioè noi immaginiamo uno scenario che vogliamo assolutamente progettare con le regioni, nelle quali i comuni possano aggregarsi nell'utilizzare quelle risorse. Quindi parlando del minuscolo comune di Laghi, se ho ben inteso, il minuscolo comune di Laghi dovrebbe trovare una struttura organizzata, e forse anche per questo non usciamo prima della primavera con gli avvisi, che vorremmo aver già precanalizzato e predeterminato processi di aggregazione che facciano sì che un comune di 100 abitanti non sia del tutto perso di fronte all'utilizzo dei fondi. La terza fase è quella dell'avviamento dei progetti e della rendicontazione, dove il lavoro che è stato fatto è di rendere queste rendicontazioni per quanto possibile a costo standard, a lump sum. Quindi non chiederemo di presentare quintali di fatture o altra documentazione, ma vorremmo avere un metodo molto semplice per rendicontare. Se passo alla fase delle misure, le vedete qui aggregate, e possiamo dire che guardandole a questo livello di aggregazione, qui vedete non so se vedete anche il movimento del mio mouse, spero di sì, vedete la componente del polo strategico nazionale, quindi di quella infrastruttura che immaginiamo ospiterà alcune infrastrutture pubbliche centrali. Abbiamo misure a favore della migrazione al cloud delle pubbliche amministrazioni, in primo luogo delle pubbliche amministrazioni locali,
Questa iniziativa della piattaforma digitale nazionale dati è quella della interoperabilità, cioè quella che serve proprio a far sì che un cittadino non debba fornire 2 volte a 2 amministrazioni il medesimo dato. Lo sportello digitale unico, che è un'iniziativa dell'Unione Europea che porterà ad avere standardizzato 21 casi di journey, di viaggio del cittadino, fatemi dire, dalla nascita a eventi meno fortunati nel corso della sua vita, a migliorare l'esperienza dei servizi pubblici e via discorrendo su temi di accessibilità, di miglioramento dell'adozione di PagoPA, dell'identità digitale. Ho visto citare in chat il problema del sistema delle deleghe, assolutamente corretto, ed è un argomento che dobbiamo affrontare oggi, così come far scomparire una volta per tutte la benedetta raccomandata cartacea, che è il tema della digitalizzazione degli avvisi. Un tema di mobilità as a service, che è la 146, che riguarderà le città metropolitane. È pubblicato proprio in questi giorni un bando per le città metropolitane sui temi della mobilità come servizio. Il tema della cybersicurezza, avrete notato che a settembre è stata costituita un'agenzia per la cybersecurity. E infine altre 2 iniziative che mi sembra utile citare, quella della digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, che devono modernizzarsi prima di tutto in una logica di interoperabilità, ma anche di reengineering dei loro processi. Poi 2 iniziative sul fronte delle competenze digitali, uno su base regionale, questi centri di facilitazione digitale, e l'altro di mettere qualche migliaio di ragazzi in una logica di servizio civile digitale per consentire di avere un ultimo miglio per quei cittadini in divide. Ecco, qui trovate un'apertura delle singole iniziative. Questo, ripeto, lo vedrete in onda di qui a una settimana, quindi siamo veramente arrivati alla fine di questo processo. Per ognuna delle iniziative trovate quali sono i soggetti beneficiari, quindi se voglio vedere tutto ciò che riguarda i comuni, filtro per comuni e trovo le iniziative. Trovo per ciascuna iniziativa, se si tratta di un'attività per la quale si lavora a presentazione di progetto, oppure, come nel caso dell'adozione della PagoPA, a pacchetti standard, perché fatemi dire, quando vado qui su come funziona, trovo che appunto posso accedere con la logica del voucher, quindi di un coupon per soluzioni standard o multimisura, su cui stiamo lavorando per razionalizzarli e normalizzarli. Ma l'intenzione, ripeto ancora una volta, è che ci sia una logica di cumulo per la quale più pubbliche amministrazioni locali possano fare hub su un aggregatore che può essere e sarà in molti casi una regione, piuttosto che casi nei quali invece si opera a rendicontazione di progetto. E con la logica di calendario che è quella che ho detto adesso. Adesso cominciamo a raccontare le opportunità. In primavera partiremo per gli avvisi e nell'estate per i progetti. Perché con questo tempo e perché non più velocemente di così? Perché sento il bisogno di lavorare in modo ordinato. E questo ordine, nel momento in cui abbiamo 12 miliardi d'euro, di cui metà nella parte delle pubbliche amministrazioni, che vanno a insistere su 20.000 soggetti attuatori, l'ordine e la procedura in cui il modo in cui queste cose verranno fatte è fondamentale. Questo è, siamo in una fase importante di questo processo, ed è un processo nel quale il centro non può che interagire con i territori, e quindi qui anzi, la sfida che mi sento di cogliere è quella proprio di lavorare con le regioni e con le amministrazioni locali, quindi abbiamo un'interlocuzione con la Commissione del digitale che vorrei che fosse sempre più leale, più franca, più aperta, però vedo veramente le avvisaglie di ottime premesse su questo. E dall'altro stiamo lavorando con l'ANCI. Il mio ministro ha presentato in anteprima questo portale proprio la scorsa settimana in assemblea, e dal mio punto di vista siamo in una fase che è una fase positiva. Interrompo perché volevo soltanto, come dire, dare qualche informazione generale e magari invece dare qualche risposta a qualche domanda. Penso che possa essere più interessante. Non c'è una parte di domande specifiche, quindi se vuoi hai ancora 5 minuti, Mauro. Sì, guarda, semplicemente ribadisco quello che ho detto prima, e cioè sono assolutamente convinto che bisogna fare uno sforzo sincronizzato tra
Stato centrale, regioni e comuni. Come ho detto l'altro giorno in commissione, nella nostra idea, anzi per disegno del piano, avrei facilità di dire per come l'ho ereditato, ma non mi sembra neanche fair dire una cosa di questo genere, abbiamo una situazione nella quale prendiamo queste iniziative, che sono iniziative per le pubbliche amministrazioni locali, e cercheremo di aggregarle, canalizzarle, strutturarle anche passando per le regioni. Quindi questo mi sembra di poter dire in una pillola il tipo di ragionamento che stiamo provando a mettere a terra, per usare la tua metafora. E spero che sia una messa a terra, come dire, positiva e carica di ottime cose per tutti i nostri cittadini. L'assessore che ti voleva rispondere al volo, visto che... No, volevo ringraziarlo per aver compreso le necessità e quindi aver capito che, come tante volte si dice, l'Italia è stretta e lunga e ci sono delle disparità nel territorio nazionale che rischiano in alcuni casi di non premiare la virtuosità. Ecco, cerchiamo di volare tutti un po' verso l'alto e non tirar giù quelle regioni che nel corso di questi anni hanno investito, hanno creduto in un processo di crescita digitale e che oggi vedono nel PNR uno straordinario strumento che può aiutarci anche a fare altri percorsi che per noi nella regione del Veneto sono importanti, come ad esempio nel piano del riordino territoriale far sì di riuscire a trasmettere che comuni da 100 abitanti forse non hanno più senso di esistere, no? E allora il processo di aggregazione attraverso progetti condivisi può essere anche quello che porta verso la consapevolezza che ormai un comune di 100 abitanti non ha più la capacità di rispondere a quelle che sono le esigenze dei loro cittadini e inevitabilmente crea il cittadino di serie A e il cittadino di serie B. Oggi gli strumenti che abbiamo a disposizione, i soldi del PNR, questo piano che ringrazio per averci dato questa anteprima questa mattina, questa sorta di trailer di quello che vedremo nel corso delle prossime settimane, dimostra una sensibilità e una progettualità che l'altro giorno sinceramente non avevo capito, compreso o probabilmente visto, e quindi mi pare che stiamo andando verso la strada condivisa da gran parte delle regioni. Come dicevo in premessa, le mie scuse erano scuse assolutamente sincere, nel senso che se un messaggio non arriva, ordinariamente è il canale emittente che deve migliorare la qualità della sua comunicazione. Quindi spero bene che faremo un ottimo lavoro assieme, perché quello che lei richiama, Assessore, è verissimo. La mia esperienza personale che passa da ACI, dove mi sono occupato di tasse, è che non c'era una ricetta unica per ogni regione, di tasse auto intendo. Credo che la stessa logica valga assolutamente per i nostri territori. E qui io volevo per l'appunto, come dicevo, prendere qualche domanda se ce ne sono e poi ditemi. Guarda Mauro, proviamo a recuperare alla fine perché io adesso non le vedo, quindi stai con noi un attimo, intanto ti ringraziamo per aver, come dicono i giovani, spoilerato in anteprima per la Regione Veneto e per tutti i comuni e i soggetti collegati oggi il nuovo portale, da cui mi sembra di capire sarà uno snodo fondamentale per accedere alle risorse PNR. Passerei la parola al dottor Gianluigi Masullo, direttore d'area della risorse finanziarie, strumentali, ICT e enti locali, quindi la persona più competente per presentarci un po' le attuali strategie della Regione Veneto in ambito di agenda digitale. Grazie Luca, grazie a tutti i numerosi soggetti collegati con noi oggi a distanza, quindi il digitale vedete che serve ormai nel quotidiano e quindi di necessità virtù. Anche la pandemia, diciamo, ha accelerato e aiutato un po' tutti a dover veramente fare di necessità virtù. Ringrazio il dottor Minenna pure perché nella mia area rientrano varie strutture, una di queste è anche quella che si occupa di tasse automobilistiche ed è stato importante la collaborazione col dottor Minenna quando appunto col Pago PA abbiamo come Regione del Veneto, penso oggi ancora, il primato come numerosità di transazioni che effettuiamo, quindi le cose buone si possono fare, però bisogna farle assieme. Come diceva l'assessore Calzavara, visto che comunque l'Italia è fatta non solo di uno stivale stretto e lungo, ma soprattutto di tanti piccoli comuni, questi piccoli comuni vanno aiutati, portati per mano.
perché i piani sono tanti, la complessità è estrema e quindi anche quando giustamente l'assessore Calzavara diceva attenzione, c'è anche il piano del riordino territoriale, anche questo va visto in una immagine, ecco, in un altro panettone che a fette dobbiamo tagliare in modo attento per fare in modo che appunto sia mangiabile questo panettone e che non sia indigesto. Per quanto riguarda le politiche della Regione del Veneto, in effetti l'agenda digitale 2020 approvata nel 2017 ha dimostrato già in modo tangibile l'impegno strategico della Regione del Veneto per promuovere una società e un'economia digitale. Una programmazione che ovviamente adesso va rivista, attualizzata, soprattutto per tenere in debito conto la nuova programmazione europea 21-27, perché dicevamo non c'è solo e non ci sono solo le importanti risorse del PNRR, ma c'è anche una nuova programmazione comunitaria che va gestita e va gestita proprio in simbiosi e quindi allineata anche con invece le misure straordinarie del PNRR. Quindi l'impegno è su più fronti e quindi entrambi i fronti, sia del Digital EU 2030 e quello del PNR, vanno gestiti con grande attenzione. La Regione del Veneto nella propria agenda digitale 2020 aveva già individuato 10 ecosistemi digitali e 3 driver trasversali e quindi diciamo che le idee sono già molto chiare. È ovvio che però l'agenda digitale del Veneto 2025, che fra poche settimane la Giunta regionale del Veneto, quindi l'amministrazione regionale del Veneto, varerà, tiene conto di questa grande esperienza che è stata portata avanti sul territorio attraverso tante azioni e progettualità. Cito solo alcuni numeri giusto per fissare l'importanza di questa azione svolta dalla Regione sul territorio. 650 enti pubblici coinvolti, quindi sono stati coinvolti un po' tutti, ecco, 25 progetti, anzi prodotti digitali che sono stati realizzati e messi a disposizione del territorio, circa 2.000 servizi messi a disposizione di comuni e quindi di cittadini e imprese, 3.000 operatori dell'APA con cui si collabora quotidianamente, quindi la Regione del Veneto è sul pezzo quotidianamente, non è un progetto lasciato lì sulla carta non seguito, ma viene seguito, alimentato e fatto vivere quotidianamente. 2,5 milioni sono i cittadini che sono impattati da queste azioni, quindi significa che l'azione posta in campo è veramente importante e ancora di più sarà importante quella che verrà pianificata nell'agenda 2025. Servizi ce ne sono tanti, oltre al MyPay che ricordavo prima, grazie al dottor Minenna, al grande lavoro che abbiamo portato avanti in anni, ecco perché bisogna arrivare pronti agli appuntamenti, cercando però di cogliere diciamo nel tempo, per tempo scusate, le occasioni, quindi non sempre all'ultimo momento bisogna anticipare gli eventi. E quindi oggi noi siamo la prima regione in Italia per numero di pagamenti digitali verso la APA, ma oltre al MyPay c'è il MyPortal messo a disposizione di 260 enti locali, quindi una finestra sul mondo che si garantisce alle pubbliche amministrazioni, che da sole diciamo spesso faticano proprio perché molte sono piccole. Le piattaforme Lizard per gli uffici tecnici, importantissima soprattutto in questo momento in cui si parla delle famose pratiche bonus facciate, bonus 110, 65 o altro, ma sicuramente un impatto enorme sugli uffici tecnici comunali che la Regione del Veneto sta seguendo e sta aiutando appunto a far sì che quindi l'economia anche reale non abbia inceppi in questo momento di forse intasamento, di ingolfamento degli uffici, e quindi cerchiamo anche di fornire una via digitale che però non sia solo trasmettere un PDF la mattina e semmai intasare ulteriormente la scrivania degli operatori, sia quelli pubblici da una parte che quelli privati, professionisti dall'altra. La piattaforma Cresci, la piattaforma ZTL. Fra l'altro su questa proprio è in atto una felice e preziosa collaborazione con lo Stato, col Ministero degli Affari Regionali, perché stiamo portando avanti un discorso che la Regione del Veneto aveva già colto anni fa. Ci fa piacere che anche il Ministero degli Affari Regionali
abbia capito quanto importante è per la dimensione sociale della socialità di alcune persone meno fortunate vivere le città, e forse quindi a breve la nostra esperienza sarà forse anche riutilizzata, ecco, su questo fronte, grazie alla collaborazione col Ministero degli Affari Regionali. L'Open Data Veneto, Cultura Veneto, Veneto Outdoor, Gateway, Vivipass, ci sono veramente tanti servizi messi a disposizione. Ecco, le progettualità però attuali sono altrettanto tante. Ecco, quindi abbiamo ovviamente dei processi di digitalizzazione attraverso numerosi bandi già promossi e che si promuoveranno, linee importanti perché solo sul fondo innovazione comunque abbiamo 538 comuni per un budget di circa 3 milioni e mezzo, altri 13 milioni invece sul bando Agire per la cittadinanza digitale, altri 273 comuni coinvolti. Sullo sviluppo urbano sostenibile, se ne faceva cenno anche in apertura dei lavori, ci sono circa altri 11 milioni e mezzo per 50 comuni, quindi 5 autorità urbane e il Veneto orientale dove oggi siamo. Ecco. E per quanto riguarda gli Innovation Lab dove oggi siamo, le palestre cosiddette digitali, altri 7 milioni che ci garantisce di essere vicini e portare, implementare, sviluppare attività su 10 Innovation Lab e 125 palestre digitali. Quindi sono numeri veramente importanti. Ecco perché giustamente l'assessore Calzavara, che fin da subito si è messo di buzzo buono, rimboccandosi le maniche e dando anche grandi stimoli a noi tutti della struttura, ci tiene non poco che tutto questo porti frutti proficui per tutti, perché dottor Minenna lo dicono tutti, lo dice il Premier Draghi, l'abbiamo capito, è un'occasione che non tornerà mai più. È un treno importante su cui però dobbiamo saltare velocemente su e non prenderci sulla schiena. Quindi ecco che quello che noi stiamo cercando con la nostra governance regionale è proprio seguire le autorità urbane, seguire i SAD, seguire i comuni sotto i 5.000 abitanti, ecco, e cercare di mettere così a fattor comune gli importanti fondi comunitari della nuova programmazione, ovviamente chiudere bene la programmazione 14-20 e ovviamente importante è lo sforzo che sta facendo l'amministrazione regionale e l'assessore Calzavara nel cofinanziare tutte queste linee di intervento, perché poi alla fine bisogna anche cofinanziarle. E la Giunta del Veneto già il 16 di agosto ha approvato il suo progetto di bilancio dove aumenta di un ulteriore 30% le risorse già importanti di cofinanziamento regionale sulla nuova programmazione comunitaria. Quindi in attesa del PNR diciamo che la Regione del Veneto già comunque ha riscaldato i motori. Ecco. Un saluto e un augurio di buon lavoro a tutti. Vi lascio perché so che ci sono 3 tavole rotonde importanti, quindi Luca a te la parola e grazie. Buongiorno a tutti. Grazie veramente anche al dottor Mosullo che in pochi minuti è riuscito a racchiudere l'essenza di tanti anni di lavoro con i numeri principali, ma soprattutto presentando questo modello di governance. Noi siamo forse una delle poche realtà regionali senza una società in house, quindi abbiamo un modello di governance diverso da altri territori. Abbiamo un modello di governance, scusate, che vede nel dialogo, nella partecipazione alla costruzione attiva con i SAD, i soggetti aggregatori digitali, con le autorità urbane, con i comuni sotto i 5.000 abitanti, con il contributo prezioso dell'Anci Veneto, della nostra società in house Veneto Innovazione per alcune attività, un modello originale che in questi anni ha dato risultati importanti. Uno dei tanti, l'ha citato prima, ma mi preme sottolinearlo, 535 comuni su 563 hanno aderito nel nostro modello aggregato al fondo innovazione e 525 hanno raggiunto i risultati della prima fase, che vuol dire che siamo sull'ordine del 97%. Numeri sicuramente importanti, ma che si ottengono solo con un modello di accompagnamento di questi enti che stanno mettendo assieme tecnologia, supporto, risorse, quindi un modello sicuramente originale. Abbiamo qualche minuto ancora, c'erano un paio di domande io che sottoporrei ai nostri 2 ospiti, visto che per noi è anche un onore avere sia la Commissione europea che il capo dipartimento. Uno era rivolto un po' al tema dell'inclusione
c'erano diverse domande su come includere persone meno vantaggiate in questa nuova trasformazione digitale, nella transizione digitale, e l'altro tema sicuramente importante era quello del capitale umano, in questo caso della formazione interna del personale della pubblica amministrazione. Parti tu, Mauro? Come preferite. Però ecco, va bene, sì, dai, mi ci trovo. Allora, col Dipartimento della Funzione Pubblica stiamo lavorando proprio sui temi della formazione per i dipendenti pubblici. Stiamo lavorando e ragionando con loro su quali possano essere le piattaforme e la strategia di comunicazione. È chiaro che dobbiamo tagliare un po' le curve perché abbiamo un problema di tempi che non consentono più di aspettare. È chiaro che dal mio personale punto di vista questa è un'azione partita da pochi mesi, anche perché abbiamo una situazione di contesto che è complicata, perché abbiamo un governo giovane che ha al massimo un orizzonte dei tempi di un paio d'anni, giovane come momento di insediamento. E per quello che riguarda l'inclusione, intanto oggi alle 14 abbiamo l'apertura dell'Assemblea di Repubblica Digitale che diventerà peraltro un fondo su cui abbiamo nel fondo complementare inserito anche lì risorse ingenti. È chiaro che il lavoro va fatto, come dicevo prima, nuovamente, con le regioni che possono essere dei soggetti aggregatori importanti sui temi delle competenze e anche con azioni sull'ultimo miglio, perché laddove ecco, l'inclusione digitale ha bisogno, da una parte, e l'avete detto in vari punti, di una qualità della banda soddisfacente, perché se non c'è connessione la disparità nell'accesso diventa un elemento discriminante a prescindere. Nel momento in cui hai una capacità d'accesso devi dare quella formazione di base in cui in questo momento siamo molto indietro. La formazione delle competenze digitali di base, l'ultimo dato europeo era il 42%, non so quanto sia migliorato adesso, forse Enzo ha qualche dato più recente, però non mi sembra che siano ancora uscite questi nuovi dati, ecco, vedo che scuote la testa. Non mi aspetto però miracoli su questo e noi abbiamo l'intenzione di andare oltre il 70% alla fine del periodo di piano. Come lo faremo? Da una parte, come ho detto, col servizio civile, ma dall'altra trovando degli aggregatori di ultimo miglio, gli uffici postali, tutte quelle strutture che hanno una granularità sul territorio sulla quale possiamo immaginare che un cittadino anziano possa trovare un supporto, un cittadino anziano, un cittadino con una scolarizzazione più bassa, un supporto per acquisire quelle informazioni di base che servono a rendere utilizzabili i servizi. Fammi dire, e poi concludo, dobbiamo anche essere molto bravi noi nella fase di disegno. Troppo spesso i nostri sistemi sono disegnati più sulla base della tutela, ma guardate quello che arriva quando ti arriva una contravvenzione, che è una roba ingarbugliata e incomprensibile. Dobbiamo partire dal linguaggio e poi lavorare sulla semplificazione del processo, altrimenti non c'è inclusione che tenga. Se mi arriva una contravvenzione e devo andare a parlare con un avvocato per capire quello che devo pagare, abbiamo un problema. Grazie. Anche a te invece Enzo le due domande di prima, cioè il tema dell'inclusione dal punto di vista della Commissione europea e il tema anche della formazione per gli operatori. Allora, sicuramente dal punto di vista dell'accessibilità e dell'inclusione c'è un lavoro importante e mastodontico da fare a livello di servizi digitali. La direttiva sui servizi, sull'accessibilità dei servizi digitali in Italia ha faticato e fatica tutt'oggi a prendere piede. Abbiamo un problema perché la regolamentazione c'è, ma poi sia le amministrazioni centrali che le amministrazioni locali pubblicano PDF che non possono essere utilizzati, per esempio, in termini di accessibili. E sulla parte invece più rivolta agli anziani, io voglio sempre ribadire una cosa. La posta in essere della digitalizzazione dei servizi pubblici non significa distruggere l'apparato di one-to-one con i cittadini, e quindi consta anche prendere o tenere a mente
che il servizio territoriale deve essere presente e deve aiutare nell'ultimo miglio il cittadino che oggi non arriva a quel processo diciamo di digitalizzazione. E poi, come sicuramente ricordava Mauro, il design dei servizi pubblici deve essere migliorato. Devo dire la verità che l'Italia in questo ha fatto dei passi da gigante e soprattutto è tra i pionieri rispetto ad alcune questioni. Penso al ruolo di designers.it che oggi io mi sono permesso di copiare quell'esempio e riportarlo a livello di Commissione europea, e che però per esempio per i comuni rappresenta e per le scuole rappresenta una risorsa importantissima, dove noi abbiamo già siti precostituiti per i comuni e per le scuole che possono in qualche modo rispettare anche un principio solido di far passare al cittadino una semplificazione forte all'accesso ai servizi, perché le informazioni stanno sempre nello stesso luogo e abbiamo anche una facilità a passare da un sito all'altro senza dover andare a scoprire dove le amministrazioni detengono le informazioni che più ci servono. Per quanto riguarda la digitalizzazione, lì ci sono una serie di percorsi da intraprendere. Questo deve essere sia a livello centrale, con una programmazione attraverso il Ministero dell'Educazione per cercare di costruire un percorso già educativo molto più importante rispetto sia ai diritti digitali che all'ABC della digitalizzazione per le nuove generazioni. E poi c'è un percorso invece molto più complesso, che è quello di portare sia attraverso la Scuola per la Pubblica Amministrazione, che in questi anni è stata estremamente attiva nel costruire percorsi di formazione per i dipendenti pubblici, che poi andare nel micro. Vedevo in qualche domanda se i comuni debbano fare percorsi singolarmente rispetto all'uso di SPID piuttosto che all'uso di altre piattaforme centrali o locali. Ecco, io mi aspetterei che questo sia uno sforzo comune, perché SPID è unico, funziona in una maniera unica in tutte le pubbliche amministrazioni, ci sono già forti e grandi direi campus virtuali fatti attraverso l'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso il Formez, lo stesso MID ha una serie di iniziative di formazione, diciamo, centralizzata, soprattutto nel ruolo dei responsabili della transizione digitale, che devono ritrovarsi molto più direi forti e consapevoli del loro ruolo dentro la pubblica amministrazione. Ecco, questo forse è uno dei percorsi importanti di trasmissione del know-how, perché i responsabili per la transizione digitale fanno parte di un network che viene costantemente bombardato da informazioni che poi però spetta a loro riportarle sul piano operativo delle amministrazioni locali e dei funzionari locali. In questo forse bisogna lavorare di più, forse a livello sistemico italiano. Grazie. Grazie Enzo, veramente è stata una sessione plenaria ricca di stimoli. Io ringrazio ancora sentitamente sia Mauro Minenna, capo dipartimento per la trasformazione digitale, sia Enzo Maria Lefebvre Cervini, project leader della Commissione europea, perché secondo me quello che traspare è che sicuramente ormai siamo
siamo pronti a cogliere appieno queste potenzialità della trasformazione digitale, abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo tutte le capacità, abbiamo anche un sacco di risorse. L'importante, come è emerso mi sembra da più interventi, valorizzare quello che è già stato fatto, metterli in una logica sistemica, olistica e lavorare così tutti assieme per raggiungere questi importanti risultati che ci siamo posti nei prossimi anni. Quindi grazie ai due illustri ospiti, io adesso faccio iniziare la seconda parte, il laboratorio di co-design. Questo laboratorio di co-design affronta, grazie Enzo e grazie Mauro per aver partecipato, ci vediamo presto, sicuramente in altre occasioni, in altri tavoli. Inizia così la seconda parte con i 3 tavoli, anche qui va un sincero ringraziamento ai 3 moderatori che oggi abbiamo chiamato a facilitare dei tavoli su 3 temi in qualche logica anche nuovi, nel senso chiediamo ai tavoli di proiettarsi al 2025 più che a pensare al 2021. Il primo è moderato da Alberto Corò, il tavolo come costruire una regione data driven, quindi il ruolo dei dati è emerso anche prima, com'è che la regione in senso come sistema riesce a dar valore ai dati e a riappropriarsene per costruire una policy, una governance, una gestione del territorio ottimale. Il secondo tavolo è moderato da Lorenzo Beggiato del Comune di Vicenza, nuovi servizi digitali per gli enti locali, qual è la nuova generazione di servizi su cui dobbiamo investire per i prossimi anni. E il terzo tavolo, e qui va un ringraziamento a Paolo Barrichello, governare la trasformazione digitale del territorio. Il nostro modello è ancora attuale, è attuale anche per le nuove sfide che ci attendono dal 2025 al 2030, se sì con quali aggiustamenti o se no con quale modifiche. Quindi grazie mille, sono le 11:49. Ci vediamo qui fra un'ora, quindi alle 12:50 per la terza parte dell'incontro. Quindi buon lavoro a tutti, grazie ancora ai moderatori, grazie ai nostri ospiti, ci vediamo alle 12:50. A dopo. Ben trovati a tutti, ecco qui per la terza parte del nostro appuntamento di oggi. Vi parliamo sempre dall'Innovation Lab di San Donà Void, il ruolo del digitale per la pubblica amministrazione. Abbiamo qui con noi i 3 facilitatori, moderatori di 3 tavoli che proveranno in alcuni minuti a sintetizzare un lavoro intenso e partecipato che si è concretizzato in questa ultima ora. Partirei subito dal tavolo numero 1, però prima di lasciare la parola all'ingegnere Alberto Corò lancerei il sondaggio. Come sapete abbiamo somministrato un sondaggio in tutte queste 9 puntate, molto utile perché ci permette di raccogliere anche diversi aspetti quantitativi sul tema della nuova agenda digitale. Alberto, tu avevi un tema estremamente d'attualità, come costruire una regione data driven. Come è andata? Che cosa è emerso dal tuo tavolo? Sì, allora il tavolo si è composto, meglio, ha avuto questo ordine del giorno. Intanto abbiamo condiviso una definizione di cos'è una regione data driven. Poi abbiamo definito alcune esemplificazioni di linee strategiche per ottenere una regione data driven. Un possibile modello di governance, sono naturalmente spunti, non c'è nulla di progettazione in questo caso qui, ok, un'ora era ben poco, insomma, no? Peccato. No. Poi anche abbiamo affrontato sempre in maniera molto leggera la definizione dei modelli di business e diciamo quelle che potrebbero essere delle strategie di definizione dei progetti, di valorizzazione dei progetti più operativi. La parte, intanto, regione smart driven,
Per noi è leggo, perché naturalmente questa è proprio la risultanza del gruppo, è un territorio che è in grado di definire, acquisire, organizzare e analizzare i dati per prendere decisioni in tempo reale, supporto per le decisioni di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, quindi un'innovazione che chiamiamo di miglioramento, supporto per le attività di coinvolgimento dei cittadini in processi di co-design, sempre per il miglioramento della qualità di vita, e fino ad arrivare a questo punto all'estremo che è il supporto per i progettisti e di conseguenza anche di decisione per percorsi di innovazione e di direzione, cioè proprio di trasformazione della pubblica amministrazione, del rapporto verso anche naturalmente quelli che sono i rapporti con le altre, con le realtà naturalmente territoriali. Poi siamo passati a quello che è la semplificazione di linee strategiche, quindi il fatto di definire, diciamo, le infrastrutture, i percorsi di valorizzazione dei dati passando per la standardizzazione, i livelli, diciamo, definizione di quelli che sono i livelli di aggregazione del territorio, quindi si diceva ma qual è il livello giusto per arrivare a definire? Quindi la regione sicuramente è il livello forse ideale dal punto di vista proprio di definizione di un soggetto aggregatore. La definizione di un percorso per aumentare le competenze naturalmente sulla gestione e la valorizzazione dei dati, quindi percorsi di formazione, quindi definire proprio le linee strategiche per aumentare le competenze, la definizione di linee guida per i progetti operativi, addirittura ci siamo spinti in definizione anche di quelli che possono essere centrali di committenza per favorire, aumentare la capacità degli enti, aiutare gli enti in progetti che vanno verso questa direzione della regione Smart Driven. E dopo la definizione anche qui di linee guida strategiche per la definizione di partenariato, quindi parlando sia chi raccoglie i dati ma anche per chi li utilizza i dati. Vado veloce. La governance naturalmente va definito quali sono i fonti di finanziamento, perché la regione Smart Driven non si fa senza gli euro. La definizione di un board, ma qui mi scusi Paolo Barrichello, ma insomma sono spunti che dopo lui può utilizzare nel suo tavolo, scusami tanto. La definizione di un board di governance per la regione data driven, okay? Quindi è verticalizzato su questo. La definizione anche di un modello su come attivare i processi di co-design, di partecipazione, e la definizione, qua passiamo più sull'aperto più operativa, la definizione di un team tecnico proprio dedicato di project management, di supporto nei progetti e dopo per arrivare anche alla gestione, quindi la regione Smart Driven purtroppo passa per forza, secondo noi, verso proprio una definizione di una struttura che dia, diciamo, continuità sia nella parte progettuale che nella parte proprio di gestione. Poi c'è il discorso naturalmente dei modelli di business, qui si passa dai modelli appunto di definizione del partenariato, definizione appunto del rapporto pubblico-privato, non solo pubblico-privato, anche addirittura chiamiamolo il terzo settore. Quindi se andiamo verso ad esempio i servizi sociali, cioè l'inclusione sociale, il rapporto con le associazioni di volontariato, quant'altro è un elemento fondamentale. E poi proprio progetti di valorizzazione e di utilizzo dei dati. Ultimo, i progetti operativi, quindi siamo partiti dall'alto, siamo andati verso il basso. Sui progetti operativi qui abbiamo buttato veramente due spunti, cioè quello di fare un assessment di quello che c'è sul territorio, ma dopodiché anche di andare a definire perché i progetti, quando si parte con del co-design, comunque la partecipazione possono venire fuori 50.000, ma abbiamo bisogno a questo punto di indicatori di outcome, cioè quello che è l'impatto sul territorio. Quindi questa cosa qui è importante secondo noi per andare a capire quali sono i progetti operativi su cui puntare e mettere i finanziamenti. È importante assolutamente definire degli indicatori di outcome e di impatto. Grazie non solo per la tua sinteticità, ma perché il tavolo veramente mi sembra sia riuscito a, come dicevi tu, a mettere assieme dimensione strategica, di governance, molto di business e anche molto operative. Interessante sicuramente anche quell'aspetto, o meglio un aspetto che non avete discusso e che è già un segnale, non si parla di tecnologia, quindi... Assolutamente, perché avevamo un'ora. Allora a questo punto abbiamo detto non parliamo di tecnologia, ma parliamo di come costruirla. Ecco, un'ora, quindi quando si dice che avere dei limiti permette di essere più creativi, mi sembra un'ottima conferma. Quindi grazie veramente ad Alberto Corò. Il secondo tavolo era moderato ed è stato moderato da Lorenzo Beggiato del Comune di Vicenza sul tema nuovi servizi digitali per gli enti locali. Come è andato Lorenzo?
già acceso? Sì. Ottimo. Sì, buongiorno, è andato bene, era un tavolo numeroso, c'erano oltre 30 partecipanti. Abbiamo cercato di condurre la discussione lungo due assi fondamentali. La disponibilità di servizi digitali negli enti locali, cercare di capire le ESIS attuali, quali sono le maggiori difficoltà nel dispiegamento dei servizi digitali presso gli enti locali, e un attimo anche provare a buttare lo sguardo oltre l'orizzonte e capire quale può essere il to be, quali possono essere gli ambiti nei quali la domanda di servizi digitali può maggiormente svilupparsi, qual è la nuova frontiera dei servizi digitali. Come primo ambito non è stato facilissimo governarlo, perché in questo momento molti comuni hanno dispiegato molti servizi digitali e quindi il focus è stato molto sulle criticità che stanno incontrando. Le criticità maggiori sono quelle legate all'interoperabilità, la capacità di avere piattaforme che forniscono servizi digitali diversi, ma che spesso, se affidate soprattutto a fornitori diversi, rendono molto difficile poter acquisire i dati, banalmente del protocollo, dell'anagrafe, eccetera, per garantire servizi veramente efficienti. Questo è stato rappresentato da molti, a volte anche da comuni che hanno lo stesso fornitore, o fornitore unico, che a volte fornisce soluzioni che difficilmente si integrano con moduli dallo stesso forniti. Però da questo punto di vista abbiamo sentito anche la voce dei fornitori, i quali hanno ribadito spesso che gli standard ci sono, è compito dei comuni pretendere nei capitolati, nelle gare, il rispetto di questi standard quando si vanno a richiedere i servizi digitali. E naturalmente questo ha aperto un altro fronte, che è quello delle competenze dentro i comuni per riuscire a governare questi processi di disegno dei servizi digitali, anche dal punto di vista tecnologicamente più complesso, che è quello degli standard e dell'interoperabilità. Verso dove si sta cercando, si rende necessario spostare i servizi digitali? Si vuole una pubblica amministrazione più proattiva, quindi non solo servizi digitali su istanza del cittadino o dell'impresa, ma anche servizi digitali in qualche maniera che siano spinti, push, quindi su iniziativa dell'ente locale, siano proposti al cittadino. E quindi il tema poi di un domicilio digitale, di una cartella unica del cittadino o dell'impresa, dove il cittadino, l'impresa, il terzo possa andare a trovarsi queste notifiche e avere questi servizi. L'altro punto che abbiamo provato a investigare è: ok, ma anche avendo i migliori servizi, anche avendo servizi interoperabili, questi servizi vengono utilizzati? Quali sono le difficoltà di utilizzo? Nel tavolo della settimana scorsa è emerso che in Regione Veneto nell'ultimo periodo, mi sembra, solo il 27% dei cittadini ha interagito con la pubblica amministrazione in maniera digitale, e solo il 17% ha presentato istanze online. Quindi c'è il grosso tema che si è posto di come faccio ad avvicinare, nel momento in cui ho dispiegato i servizi, i cittadini ad utilizzare questi servizi, e quindi come renderli utilizzabili da tutti. Il tema della qualità dei servizi, il tema dell'accessibilità, per le quali esistono linee guida e normativa su cui siamo anche evoluti, ma che vanno richieste anche queste ai fornitori di servizi, e soprattutto la capacità di rendere i cittadini maggiormente confidenti verso i servizi digitali, che altrimenti rischiano di rimanere lì. Quindi l'importanza di iniziative come queste, gli Innovation Lab, qui Boyd di San Donà, di tutti quelli che ci sono in regione, e delle iniziative per non solo aumentare le competenze digitali dei cittadini, ma anche abbassarne il livello di diffidenza, che poi vanno insieme. Grazie Lorenzo, anche tu mi sembra
Spunti veramente interessanti, bisogna lavorare su una serie di condizioni necessarie, interoperabilità, usabilità, ma anche su una serie di condizioni sufficienti, cioè per rendere questi servizi veramente appetibili a tutti, a supporto, comunicazione, c'è molto lavoro da fare. E poi mi sono segnato questa parola, il futuro riguarda i servizi proattivi. Ultimo tavolo, non meno importante, perché è emerso chiaramente come la governance può fare la differenza e sicuramente nel nostro territorio fa la differenza. Quindi governare la trasformazione digitale del territorio, moderatore Paolo Barrichello. A te Paolo. Sì, buongiorno a tutti. Allora, il nostro tavolo è stato sicuramente interessante relativamente alla governance sul territorio per la digitalizzazione del territorio stesso. Nel tavolo ovviamente siamo partiti con la presentazione della governance di Regione Veneto che viene effettuata sul territorio, descrivendo la modalità a 3T, ossia un lavoro che viene fatto sulla tecnologia fondamentalmente, sul territorio, quindi con la condivisione del territorio, e sulla terza T è il trasferimento di finanziamenti ma anche di diciamo, idee e progetti. Qual è una delle criticità che sono emerse? Ovviamente la necessità, visto l'assist di Alberto, di un board di governance regionale comune che coinvolga quanti soggetti il più possibile. Ma oltre al board diciamo di governance di massimi esperti, soprattutto un team tecnico alquanto corposo, che abbia la capacità e le competenze di raccogliere il fabbisogno ovviamente del territorio, che faccia da PMO, ossia dal coordinamento di diversi progetti, e abbia anche capacità di designing, perché l'interfaccia con cui i servizi si presentano alle nostre imprese, ai nostri cittadini, deve essere la più facile possibile. Non da meno ha anche un aspetto che non abbiamo detto, che è l'approvvigionamento. L'approvvigionamento per i nostri enti è una difficoltà non da poco, anche per la stessa Regione Veneto. A volte trovare un cosiddetto contenitore in tempi brevi che possa dare attuazione al progetto immediatamente è alquanto difficile, quindi questo team dovrebbe anche dare un notevole supporto da questo punto di vista. Da questo concetto è poi emersa la figura di quei soggetti che il Ministero deve mettere in campo nel piano del PNRR, deve mettere in campo a supporto degli enti stessi. Quindi queste figure non devono essere dei consulenti, o meglio, vanno anche bene ma in un numero esiguo. Invece questi soggetti dovrebbero essere più operativi possibile, cioè dovrebbero appunto essere, ripetendomi, dei designer, dei PMO, insomma degli operativi più alquanto tecnici. Consideriamo il fatto che in primavera, come ha detto il dottor Minenna, partono i bandi, quindi la potenza di fuoco necessaria per fare i progetti da presentare ai bandi ha appunto la necessità di un team alquanto ben strutturato. Di conseguenza che potrebbero essere anche ipotesi di enti, di soggetti creati appositamente, soggetti giuridici creati appositamente per aiutare in questo senso la costituzione di questi team tecnici. Consideriamo il fatto che, tornando alla questione del design, consideriamo che la rappresentazione poi di questi servizi con un design alquanto facile e intuitivo per i nostri soggetti che poi devono utilizzare i progetti che noi andiamo a realizzare è un elemento importante. Noi siamo a volte abituati a concentrarci sul meccanizzare, tra virgolette, il processo, il procedimento, renderlo quanto più
simile alla modalità in cui si lavora, ma dimenticandoci poi, verso la fine della costruzione del nostro progetto, dimenticandoci di come lo rappresentiamo all'utente finale, rischiando di avere pochi utenti che lo utilizzano o far sì che i nostri operatori che invece lo utilizzano per dare il servizio al cittadino ci impiegano molto più tempo, ovviamente a discapito sia dell'amministrazione che del cittadino stesso. Inoltre è emersa la necessità che i servizi che noi dobbiamo dare ai nostri cittadini di Regione Veneto devono essere i più simili possibili. Ovvero io, cittadino di Belluno, devo aderire a quel preciso servizio nella stessa modalità in cui aderisco anche a Rovigo, e quindi ciò comporta che anche se lo sportello fisico viene mantenuto, quindi il mio cittadino vuole comunque accedere allo sportello, l'operatore che mi dà il servizio opera allo stesso modo sia che sia di Belluno sia che sia di Rovigo. Poi un altro aspetto importante è ovviamente già citato e detto, è la formazione dei nostri operatori, soprattutto affinché siano avvezzi all'uso delle tecnologie e quindi capaci di dare un servizio al cittadino, un servizio digitale al cittadino quanto più efficiente possibile, ma anche ovviamente formazione ai cittadini. Considerando poi che la media dei nostri cittadini è alquanto elevata, ben venga per esempio il bando dei volontari, dei 5.000 volontari che mi pare che sia uscito di prossima uscita, per far sì che i giovani possano aiutare dando appunto supporto digitale ai nostri cittadini. Infine volevo dare i risultati del sondaggio che è stato fatto, che devo dire alquanto poco campanilista per essere in Regione Veneto, cioè questo sondaggio aveva 3 domande. La prima domanda era: ma la tecnologia la preferisci accentrata, o meglio l'infrastruttura tecnologica la preferisci accentrata o distribuita nel territorio di cui ti fai carico anche tu? La risposta è stata no, preferiamo che la tecnologia sia centrale, ma poi andando ulteriormente a discutere non solo l'infrastruttura ma anche il servizio digitale mi piacerebbe che fosse accentrato e io faccio invece la sola gestione. Poi un'altra domanda era sul riuso, dato che il riuso per una buona governance, far sì che il riuso sia quanto più adottato permette appunto di garantire questi standard in modo uniforme. In realtà le percentuali erano del 41% non ho mai fatto riuso, altrettanto 41% da solo progetti da 1 a 3 negli ultimi 3 anni e poi solo un 18% un riuso di più di 3 progetti negli ultimi 3 anni. Infine l'ultima domanda del questionario era vorresti essere come ente del territorio, come soggetto del territorio, vorresti essere coinvolto solo nell'attuazione o anche nella strategia? Ovviamente la domanda è tutti vorrebbero essere coinvolti nella strategia e quindi la percentuale è elevata, quindi la domanda era anche alquanto semplice. Tuttavia un'osservazione mia, non del tavolo, è che attenzione, sì, va bene effettuare un coinvolgimento nelle strategie, ma ricordiamoci che i tempi devono essere sempre contenuti il più possibile e si rischia poi, se dobbiamo coinvolgere anche chi fa attuazione, tutti quelli che fanno attuazione anche nella componente diciamo strategica o di linea di indirizzo, bisogna assolutamente che i tempi non siano soggetti ad allungamenti, ma quindi siano compressi il più possibile. Grazie a Paolo per questa relazione che ha riportato, mi sembra un tavolo molto ricco di spunti, non solo per il modello di governance in senso stretto, la consulta, il team tecnico, i profili professionali a supporto del territorio, ma anche questi ultimi aspetti sulle domande, no? Sul questionario, una gestione accentrata delle tecnologie, ormai la tecnologia lo permette, ma ovviamente poi un'operatività locale e un locale che però non si riserva solo di seguire l'operatività, ma vuole ovviamente dire la propria dal punto di vista strategico. Siamo quindi arrivati alla fine anche di questa parte. Prima di passare
le conclusioni al nostro direttore di Delfo Borgo, che proverà a sintetizzare questi 9 incontri che abbiamo avuto e a raccontarci un po' le prossime fasi. Permettetemi di esprimere dei ringraziamenti sentiti. Il primo sicuramente a tutto il team di Void che oggi ci ha ospitato e ci ha dimostrato con grande calorosità anche questo spirito di accoglienza qui a San Donà. Un secondo ringraziamento va sicuramente ai 3 facilitatori e quindi a Alberto Corò, Lorenzo Beggiato e Paolo Barichello per aver anche oggi moderato in maniera veramente eccelsa questi 3 tavoli. Poi permettetemi di ringraziare tutto il team che operativamente dietro queste telecamere ci dà una mano, quindi abbiamo un service che ci ha accompagnato in queste 9 puntate che ringraziamo. Ricordo solo il nome di Nicola, perdonatemi, ma gli altri li ho dimenticati, quindi è colpa mia. Grazie a Nicola e al suo team e ringrazio anche Veneto Innovazione, le persone di Matteo Ametti, Silenia Zamonini, Federica Procali che ci hanno supportato in tante ore, perché sembra di no, ma ogni volta che usciamo in questi momenti in diretta c'è un lavoro dietro che è veramente molto ma molto faticoso e grazie soltanto a questo team siamo riusciti a realizzarlo. Quindi Idelfo, a te gli ultimi 2 ore per chiudere. I soliti 30 secondi per chiudere velocemente, grazie del tempo che mi riservi sempre, a parte le battute. Guarda. Partirei mi permetti un attimo, una piccola riflessione. Ho visto che oggi parliamo di PA locale, presumo che tra chi ci sta ascoltando ha resistito in queste paio d'ore ci saranno sicuramente alcune figure come responsabili della transizione digitale. No? È un tema che riflettevo proprio in queste 9 puntate in cui mi sono reso conto che in realtà il termine proprio transizione ormai è diventato un termine obsoleto, perché effettivamente la transizione digitale è quello che abbiamo fatto finora, cioè siamo sempre passati da trasformare un servizio analogico in un servizio digitale, ma l'abbiamo solamente trasferito. In realtà non abbiamo mai fatto la vera trasformazione, perché la vera trasformazione sarà quella che dovrà guidarci nei prossimi anni, perché se vogliamo veramente fare innovazione dobbiamo sapere, soprattutto nella pubblica amministrazione, trasformare i nostri processi. E con questo chiaramente anche trasformare anche noi stessi. Solo in questo modo riusciremo a passare da quello che è il presidio della norma a quello che è il presidio dell'innovazione. No? Questo è un tema fondamentale che poi l'abbiamo sempre sentito costantemente sia nei tavoli anche oggi ma anche nelle 9 puntate precedenti. No? E oltre a questo elemento, l'altra cosa molto importante che ne è emersa, sia anche, devo dire, oggi ma anche in tutti gli altri incontri, è che effettivamente, hai detto anche tu, oggi noi abbiamo parlato di tecnologia. Vero, abbiamo parlato poco di tecnologia. La tecnologia è importantissima perché senza tecnologia ovviamente non riusciamo a fare questa innovazione, no? Però effettivamente abbiamo scoperto anche oggi che la tecnologia da sola non serve se non abbiamo un rapporto con il territorio che ci debba anche far sì di far capire effettivamente quali sono le esigenze che effettivamente il cittadino ha. Esigenze che ovviamente le abbiamo sentite anche oggi, anche nel secondo tavolo, quali sono, ma che dobbiamo soprattutto anche pensare anche di avere il consenso anche del territorio e dei cittadini stessi per riuscire veramente a portare questa innovazione e far sì che sia un vero vantaggio diffuso per tutti i cittadini fondamentalmente. E il terzo elemento direi che forse è il fatto che se finora noi siamo passati un po' da questo presidio diciamo, della tecnologia, siamo passati al presidio dei dati, dobbiamo cercare di capire, di trarre effettivamente anche il valore, cioè che cosa ci sta consegnando effettivamente i dati, che cosa ci stanno consegnando. E questo mi rilancio anche un ultimo elemento che, l'ha detto anche, se non sbaglio, anche il collega della Comunità Europea, Enzo Maria Lefebvre, che ci chiedeva appunto che adesso è il momento di passare da quello che è il concetto delle smart city alle smart community. Dobbiamo sempre di più cercare di capire che effettivamente le comunità saranno il punto verso dove investire nei prossimi anni e soprattutto, altro elemento che è una cosa che penso sia comparsa effettivamente anche in tutte le altre 9 incontri che abbiamo fatto, il valore del capitale umano. Abbiamo visto la slide proprio anche oggi che in anticipo vi ho fatto vedere un po' quello che è il DESE 2021, dove ancora una volta anche noi se abbiamo tantissimi servizi, perché effettivamente se guardiamo nel grafico avevamo molti servizi della pubblica amministrazione che mettevamo a disposizione, però non c'è la capacità di utilizzarli, perché proprio manca questo investimento che noi non abbiamo fatto nel territorio, ovviamente, e oggi devo dire anche
e grazie, ci troviamo anche un luogo che è deputato anche a fare formazione del territorio, ma ricordiamoci anche che la formazione dobbiamo farla anche a chi sviluppa i servizi, per far sì che questi servizi siano il più possibile utilizzabili. Solo grazie a questi due elementi, lavorare nel territorio per creare una formazione, ma anche la formazione della pubblica amministrazione dei dipendenti, è un elemento fondamentale per far sì di portare effettivamente a compimento questa trasformazione digitale che dovrà vederci protagonisti nei prossimi anni. Grazie ancora a tutti. Bene, e vi terremo aggiornati perché abbiamo raccolto veramente tantissimi spunti, stiamo già elaborando delle prime bozze di agenda digitale, contiamo, come ha detto il nostro assessore, tra fine anno e inizio dell'anno nuovo a avere una prima bozza da far circolare e sicuramente ci ripresenteremo per condividerla con voi. Quindi buona giornata a tutti e grazie per averci seguito fino ad ora, e abbiamo un po' sforato, ma oggi sicuramente i temi erano forse interessanti, quindi buon lavoro a tutti.